siccome mio figlio è famoso nel mondo per quello che fa, non è che Via Zichichi lo scienziato e Battiato il maschilista cattivo. E se quello dello scienziato sembrava un finale già scritto, per il maschilista cattivone è stato un fulmine a ciel sereno. Effettivamente Zichichi sembrava un corpo estraneo anche nelle intenzioni, con le sue opinioni su MUOS e centrali nucleari totalmente opposte rispetto alle battaglie del governo Crocetta. Battiato, a quanto sembra, paga dazio per la sua espressione. Edulcorando, per chi non lo sapesse, ha detto che il Parlamento è pieno di prostitute. Il suo riferimento è indirizzato chiaramente, e sottolineo chiaramente, alla prostituzione ideologica. Gente che passa da una parte all'altra per interesse personale, gente che passa da una parte all'altra perché è pagata, gente che vende la propria responsabilità di rappresentante del popolo. Insomma, cosa che in Italia non succede e non è mai successa, giusto? Certo, come no. E certo è anche l'assenza di offese nei confronti della categoria femminile, perché il suo riferimento è stato chiarissimo e come urlava Nanni Moretti in uno dei suoi film, le parole sono importanti. Ma è appropriato che un'istituzione, un assessore regionale nello specifico, esprima la sua verità in questo modo? In Italia no, è preferibile una bugia educata a una verità soggettiva espressa senza mezzi termini. Quindi Battiato il maschilista cattivo se ne torna a casa insieme allo scienziato e di conseguenza si liberano due assessorati, turismo e cultura. Il nome che circola con più insistenza è quello di Antonio Presti per quanto riguarda la cultura, mecenate e grande appassionato d'arte in ottimi rapporti con Rosario Crocetta, che non a caso vive nel suo atelier a Tusa, sulla costa messinese. Per Presti non sarebbe una novità collaborare politicamente con Crocetta, vista la sua recentissima candidatura alle politiche tra le liste del megafono. Si parla anche dell'ex deputato del movimento La Rete, Manlio Mele. Il posto al turismo potrebbe invece arrivare tra i deputati regionali. Si parla di Nello Di Pasquale o di qualcuno che possa accontentare coloro i quali sono transitati in maggioranza. E Beppe Picciolo dei Democratici Riformisti comincia non a caso a battere i pugni, reclamando un assessorato che tenga conto del suo gruppo. Qui si apre un'altra partita e si potranno cogliere parecchie dinamiche. In politica non si fa niente per niente e vedremo se Crocetta starà al gioco del contentino oppure farà di testa sua, facendo attenzione ai cavalli di Troia.